Roberta Lala oggi presente a questo incontro con l'onorevole Davide Faraone per fare un focus sull'emergenza idrica in città. Diciamo che sull'emergenza idrica io ho già aderito alle manifestazioni che sono state fatte e non essendosi risolto il problema, come Italia Viva abbiamo aderito anche al sit-in stabile che si trova qua in piazza Municipio. Con Davide Faraone sabato scorso siamo andati anche di fronte alla presidenza della regione siciliana con gli accappatoi e bidoni per manifestare quello che è il nostro disappunto per come viene gestita la crisi idrica, in quanto si è proclamata la crisi idrica quando in realtà non si doveva proclamare, si dovevano mettere in atto tutte quelle operazioni per fare in modo che non si arrivasse alla crisi idrica, perché i governi regionali cambiano, questo problema rimane. Lo Stato ha riconosciuto che c'è un'emergenza idrica, ha stanziato dei soldi, però fino ad oggi non vediamo nessun risultato. È vero che per installare i dissalatori fissi ci vorrà del tempo, ma per far fronte all'emergenza chiediamo a gran voce che vengano immediatamente installati almeno i dissalatori mobili. Parliamo di questa visita tua qui ad Agrigento. Ma io sono qui perché ho ascoltato Schifani dire che l'emergenza idrica in questa città non c'è, quindi siccome mi fido relativamente di Schifani sono venuto a guardare con i miei occhi la situazione e io qua ho ascoltato tantissime donne, tantissimi imprenditori, tantissime imprenditrici che hanno detto il contrario di quello che ha detto Schifani, e cioè che sono senza acqua, che gli appartamenti loro sono pieni di bidoni, di confezioni d'acqua minerale, che l'acqua non arriva per settimane intere. E da questo punto di vista c'è solo un responsabile, anzi due, oltre alla pioggia che non c'è, e l'altro è Schifani, perché un anno fa avrebbe dovuto agire per attivare i dissalatori, per requisire i pozzi, per ripristinare i pozzi che erano andati perduti. Invece per un anno se n'è fregato, a luglio-agosto si è accorto che mancava l'acqua, le dighe erano vuote, i laghi pure, e da allora ha cominciato a occuparsi di un'emergenza che purtroppo però è esplosa e ancora deve manifestare tutta la sua drammaticità, perché purtroppo arriveremo al punto, visto che la regione non ha fatto nulla, che non ci saranno alternative alle autobotti e purtroppo anche le acque delle autobotti non sono controllate, quindi Schifani deve passarsi la mano sulla coscienza e dire mea culpa per tutto quello che ha fatto. Sono stati anche stanziati dei fondi per il dissalatore, tra cui quello di Porto Empedocle. Io la cosa che chiedo è perché questo lavoro non è stato fatto a gennaio scorso. Se a gennaio scorso noi avessimo messo in funzione i dissalatori, se avessimo fatto tutte le azioni sui pozzi che ci sono e che però ci siamo accorti che poi erano inquinati o erano dismessi, noi eravamo a luglio-agosto e avremmo retto benissimo in questa emergenza. Questo lavoro non è stato fatto per negligenza della regione e per assenza di un governo nazionale che non ha svegliato il governo regionale che dormiva. Ecco, le responsabilità anche della protezione civile. Cocini è venuto qui, ha bacchettato il sindaco perché l'unica soluzione era quella dei pozzi. Ripeto quello che ho detto poco fa, perché non è stato fatto a gennaio-febbraio scorso, quando gli invasi erano ancora pieni nonostante le piogge non sono state copiose? Si è perso un anno e poi se agisce a luglio-agosto è chiaro che non riesce a mettere in campo le misure che servono. Per cui il tema sono sì le infrastrutture che non funzionano, la dispersione idrica al 50%, gli invasi e le dighe che non sono collaudate. Queste sono cose che ci portiamo avanti per anni e che hanno responsabilità le più varie, ma nonostante questo questa emergenza poteva essere evitata. Qui stiamo vedendo alle tue spalle c'è una fonte comunale acquamara dove fino a pochi giorni fa la gente veniva a prendersi l'acqua, poi tramite un intervento del Codacons si è scoperti che l'acqua non è buona. E questa è una delle espressioni dell'inciviltà con cui si sta gestendo questa fase di emergenza. Io ho sentito di tante autobotti che trasportano acqua a prezzi esorbitanti, anche 250 euro autobotte, mentre prima costavano appena 70 euro, in cui l'acqua non è controllata, non ci sono verifiche di HCCP, quindi non si sa quell'acqua che cosa contiene, per cui non c'è soltanto un'emergenza idrica, c'è anche un'emergenza igienico-sanitaria che rischiamo in questa regione. Ecco, come parlamentare quale sarà il tuo atto che farai a seguito di questa visita, ovviamente? Ma intanto io sto cercando di smuovere le acque a proposito di acqua che manca, perché la sensazione che ho
e che Schifani stia sfruttando il fatto che l'emergenza ancora non è arrivata ovunque per dire che laddove già l'emergenza c'è si sta inventando il problema. Io sto andando nei luoghi dove c'è emergenza per testimoniare che c'è. Io sto entrando nelle case delle famiglie per verificare in che condizioni stanno vivendo e dimostrare che lui mente. E tra l'altro quello che oggi riguarda Agrigento, Caltanissetta, alcuni comuni dell'Ennese, fra un po' riguarderà tutte le città. A Palermo sono iniziate le turnazioni e se continuerà a non piovere, tra l'altro la pioggia dovrà essere abbondante, il fenomeno riguarderà tutti i siciliani.